Insulti, fumogeni e un cordone di donne mentre polizia e carabinieri impedivano il contatto tra le due fazioni. Uno dei due momenti di tensione questo pomeriggio a Padova durante i due cortei pro e contro aborto. Partita da Piazza Mazzini, la manifestazione delle femministe a cui hanno preso parte anche attivisti del centro sociale Pedro è passata lungo la centralissima via Dante, dove c'è un bar frequentato da gruppi di estrema destra. Il secondo momento di tensione quando il collettivo non una di meno ha deciso di cambiare percorso deviando verso Piazza Garibaldi per poter disturbare con i cori gli antiabortisti che stavano sfilando lungo le riviere, ma qui sono stati bloccati a pochi metri da Piazza Insurrezione. Fermate dalla polizia, le donne si sono spogliate, hanno tentato con spintoni di proseguire, ma poi sono rimasti in presidio. Sul posto anche il questore, che però non ha fatto muovere il corteo che per ora ha occupato via Verdi. Padova blindata dunque per i due cortei che nel pomeriggio hanno paralizzato la città. Dall'altro lato i gruppi antiabortisti, croci, rosari in mano, hanno sfilato pregando da piazzale Boschetti al Santo in un clima quasi surreale, scortati da decine e decine di poliziotti. Fermiamo questi massacri! Da dottori senza anima, dottori quando andate a casa, come guardate i vostri figli, che avete le mani insanguinate. Al nostro comitato è iscritto anche il ministro per la famiglia Lorenzo Fontana, fui io stesso a raccogliere la sua iscrizione il 28 di maggio del 2011 a Desenzano nel corso di un evento pro-life. La manifestazione si è conclusa davanti alla Basilica del Santo, rimasta per tutto il tempo con le porte chiuse.